È rientrata nell'Isontino l'allerta maltempo scattata nella mattinata di ieri. La forte pioggia annunciata questa volta è arrivata, ma in minore intensità rispetto a 7 giorni fa. Il grande sorvegliato speciale, cioè il fiume Isonzo, questa mattina scorreva tranquillo lungo il suo tragitto, con un volume di almeno un quinto della straordinaria portata di lunedì, quando nella tarda serata aveva fatto immaginare il peggio, con le acque al limite degli argini e la chiusura a titolo precauzionale della strada provinciale Sagrado-Savogna e della passerella tra Gradisca e Poggio Terza Armata. Per fortuna in Slovenia non si sono registrate le abbondanti precipitazioni della scorsa settimana che avevano causato la super portata d'acqua. Durante la notte la pioggia, grazie all'abbassamento delle temperature, si è trasformata oltre confine in neve, evitando il ripetersi della piena. Il fiume Vipaco a Savogna è ben sotto rispetto alla portata di lunedì di almeno 3 metri e scorre tranquillo verso l'innesto con l'Isonzo. La marea a grado ha raggiunto alle ore 5:30 di ieri il livello di 1,23 metri, facendo scattare le sirene d'allarme che hanno svegliato i cittadini. Il livello dell'acqua è andato poi calando fino a normalizzarsi. Il forte vento di scirocco ha sollevato alte onde che si sono abbattute sul litorale, aggravando i già forti danni provocati dalla mareggiata di alcuni giorni fa.